Se fossi un rapper saresti Mondo Marcio, che parla per ore ma non si capisce un cazzo. Sul serio? Oh, c'è qualcosa che non va. C'è un nuovo punk in città. C'è qualcosa che non va. Cristiano? C'è qualcosa che non va. C'è un nuovo punk in città. Ehi, c'è qualcosa che non va. Cristiano? Ehi, se fossi un cantante non sarei Entix. Non succhierei il cazzo a un rapper per fare i miei proventi. Sei appena arrivato e già batti cassa, ti chiamerei Batti Boy Punk, ma tu batti e basta. Guarda, per te è finita notte. E non costruisci camere per due, ma comunque tu nella vita fai le doppie. Già quello rap e tu sei la puttana che balla. Usa la testa, già è dura, sei una spalla. Che dici? Questo si è capito, Cristiano? Nice! Play! Mandalo, nice. Mr. Entix in the mood again! Che music, man! Tienimi un attimo l'asciugamano. Splash. Oh raga, è facile attaccarsi al mio treno adesso che sta partendo, quando voi il vostro l'avete già perso da un pezzo. E tra l'altro dico sempre le stesse cose. Listen to you, man! Sei dentro la scatola, cioè passi la tua vita chiuso in camera. Che spasso dirti che non c'entri un cazzo. Sembri Michael Jordan che prova a giocare a calcio. Così preso male che era meglio se provavi a venire fuori dai talent show. Adesso show, via che tocca a me. Io penso a fare il disco e la promo la fai te, Marcello. La minorenne con cui ci hai provato c'ha un fratello che ti sta cercando. Attento, meglio farle doppie che andare in giro e rischiare di prender botte. Ti hanno già classificato come rapper fallito, preso male con tuo padre col complesso di Edipo, col complesso dei filley. Cos'è successo? Per 4 soldi hai tradito il tuo maestro. Perdono, perdono, perdono per la promo. Chiedo scusa a tutti quanti i miei fans, ma c'è qualcuno che mi fa pubblicità. Perdono, perdono, perdono per la promo. Chiedo scusa a tutti quanti i miei fans, ma c'è qualcuno che mi fa pubblicità. Ti hanno sputtanato pure su Vanity Fair. Hanno scritto ghetto fighetto, sei andato a New York chiuso in un appartamento ed esci allo scoperto con un disco orrendo. Fai la magia, uff. Ah già, sei un babbano e non puoi fare la magia. Ah già, tu abbaiavi e non fumavi la Maria. Ah già, era un fioretto a Gesù Cristo e Maria. So delle lettere che spedivi ad Eminem, con in testa quella cuffia, chi ti credi 50 Cent. Ma dai, come respiri sembri il baffo, molle fai cantare Michelle Lily. La tua etichetta è inesistente, farlocca, togliti quel vibratore che ti tieni in bocca. Non hai più un soldo di quelli fatti col rap, meglio se al terzo disco restavi sopra quel jazz. Perdono, perdono, perdono per la promo. Chiedo scusa a tutti quanti i miei fans, ma c'è qualcuno che mi fa pubblicità. Perdono, perdono, perdono per la promo. Chiedo scusa a tutti quanti i miei fans, ma c'è qualcuno che mi fa pubblicità. Ho un'idea, fai un disco insieme a Baba, che magari tutte e due poi vi pagate lo psichiatra voi, con le vostre crisi di identità, che magari ce la fate, riuscite a riempire un club. La cosa più importante te la dico adesso, io passo dai mixtape ad un disco con la major. La situazione tua invece niente di buono, tu passi dalla major ai mixtape a farmi promo. Perdono, perdono, perdono per la promo. Chiedo scusa a tutti quanti i miei fans, ma c'è qualcuno che mi fa pubblicità. Perdono, perdono, perdono per la promo. Chiedo scusa a tutti quanti i miei fans, ma c'è qualcuno che mi fa pubblicità. Raga, questo pezzo è gratis, perdono. Per questa promo vi chiedo perdono, e a voi che mi dissate vi perdono. Altri per la promo perdono. Soundboy, fuori a settembre. Mad! Anche se, a voler essere precisi, per fare bye bye a una carriera, bisogna avere una carriera. Mi
dispiace. Immagino che questo sia uno di quei casi in cui è sfuggita la mano. Scusa, davvero. All'inizio pensavo di farti rispondere da Michelle, perché la realtà è che io per te sono troppo. Poi ho ripensato alla tua gran faccia di cazzo e ho detto: che male c'è a lasciare un altro culo rotto? Eccoci qua, punto e da capo si ricomincia e marcio contro un... per usare un termine new generation, fra, com'è che potrei definirlo? Ce l'ho, prova con questo. Bimbo minchia! Hai così tanto bisogno di pubblicità. Se questo è il tuo unico mezzo, mi chiedo il disco che schifo farà. Se hai bisogno di così tanti dissing per fare promozione, già che ci sei, dedicami un album, non basta una canzone. Cazzone, di colpo la nuova veste ti sta stretta. Hai lasciato a casa i fili, beh, strano per una marionetta. La gente si scorderà di te in fretta. Quante cose sai su di me, dimmi, hai pure il poster in cameretta? Ehi spalla, cos'è, hai il cuore rotto? La differenza tra me e te, io sono un produttore, tu sei un prodotto. Forse l'ultima l'hai scritta un po' troppo fatto. Hai già una label, cazzo vuoi da me che ti offra un contratto? È nera se parlo, ma è più scura se rimo. Paura bambino, lo scontro è mondo, marcio contro un burattino. Sei un finocchio, un poveretto, sei ancora in tempo. Pinocchio, torna dal tuo geppetto. Ringrazia, tu sei chi e parli con me. Piccolo stronzo, pezzi da 100 più alti di te. E se davvero sono quello di cui stai parlando, perché hai dissato mondo marcio e non mondo qualcos'altro? Già, marcio ti brucerà come gli etti che fuma. Altro che t-shirt, ti mando a vendere i braccialetti della fortuna. Non serve tanto, in 2 secondi ti sbrano. Fai dissing e la chiami promo, tu lanci il sasso e nascondi la mano. Parli di dentro alla scatola, sbagliato, dentro alla scatola ha dato una grossa mano pure al tuo capo. Parli dei Finlay, molto male, l'anno che ti fa le basi era in quel video, prima che trovasse un altro collo da cui succhiare. Mi hai visto e sorriso, cos'è? Faccio paura? Questa è la seconda risposta, fra la terza ti faccio fattura. Sei un mezzo uomo, inutile che te la canti. Ho risposto, il meglio che sai fare a un video dei Teletubbies. Cristiano non ha rime, ne ha poche. La tua risposta, la mia risposta è uno strafottuto karaoke. Parli di treno, meglio se ti spari. Fabri ora è sul treno, tu al massimo sei la troia che batte sui binari. Batti boy, per te butta male, hai battuto un record. Sputtanarsi prima ancora dell'album ufficiale. Sei una bambola di pezza, ma con me ti scuci. Fabri, mi stupisco di te, ma che razza di gente produci? Oh, comunque è tutta promo, stiamo solo scherzando.